Onda è tutto un magna magna. Cucina all'italiana con Sammy Varin. Vabbè, però non si può sempre avere fame, eh? Non è pensabile, ragazzi. Sì, è vero, chi ascolta questa radio ogni giorno mangia pane e politica, lo diciamo, non abbiamo mica nessuna... cioè, no, cosa c'è di male? C'è qualcosa di male? Cerchiamo quello buono di pane e quella buona di politica. Speriamo di trovare roba di qualità, non sempre la troviamo, a volte dobbiamo sputare perché il boccone non è dei migliori, ma signori, è tutto un magna magna, gli appuntamenti da non scordare, le feste, le sagre, il puro territorio. Vi teniamo compagnia il mercoledì alle ore 12 e la domenica intorno alle 12:30. Ma lasciatemi partire a proposito di amore, a proposito di difendere le nostre terre e scusami, cioè si festeggia la Lombardia con la Lega Giovani alla festa della Lombardia. Domenica 31 maggio dalle 15:30, fammelo vedere, guardala qui la locandina. Ama la tua terra, albergo Osteria La Lucciola a Zone in provincia di Brescia, organizzata da Lega Giovani Brescia in collaborazione con Lega Giovani Lombardia per celebrare la nostra terra, la nostra storia e i nostri valori. Domenica 31 maggio, ore 15:30, albergo Osteria La Lucciola, Zone, provincia di Brescia. C'è anche il programma. Aspetta un attimo, che guarda. No, io cercavo. Il menù, arrivo. Allora, ritrovo ore 15:30, ore 16 interventi con ospiti istituzionali e panel interattivi. Alle 18, bellissimo, quiz a premi sulla Lombardia. Stupendo, ragazzi, Ore 19:30, finalmente la cena. Casoncelli bresciani, gnocchi cacio e pepe, stinco al forno, polenta e funghi, spero quella taragna, ma se è nel bresciano, dolce, acqua, vino e caffè. Attenzione, possibilità di pernottamento, stupendo, a soli 25 euro. Lo amiamo. Per chi si fermerà a dormire, al lunedì sarà possibile organizzare una camminata alle suggestive piramidi di Zone, uno dei luoghi più belli della provincia. Amicizia, politica, natura e divertimento, un'occasione unica per stare insieme e vivere davvero la Lombardia. Ragazzi, abbiamo appena finito di parlare di territorio con Rete 55, adesso questa notizia. Io potrei chiudere anche qui, è tutto un magna magna. Cominciate a posizionare sul calendario. Domenica 31 maggio, ore 15:30, albergo Osteria La Lucciola, Zone, provincia di Brescia. Non aggiungo altro, no, aggiungo, anche perché feste, sagre, di quelle sconosciute, ragazzi, appuntamenti tipici, genuini, locali. Noi amiamo il glocal, che parlo come i comunisti, ragazzi miei. Ad esempio, 13 e 14 giugno, stiamo larghi, festa nel borgo. Qui siamo a Cassinetta di Lugagnano, vicino a Milano. Scommetto che non avete mai sentito nominare, uno dei borghi più belli d'Italia. Affacciato sul Naviglio, tra Abbiategrasso e Corbetta. Sconsiglio di andarci d'inverno perché non ci arriverete mai, è perennemente immerso nella nebbia. 2 giorni di magia tra arte, artigianato, musica, gusto e divertimento. Festa nel borgo 13 e 14 giugno, arte e artigianato artistico, enogastronomia selezionata, street food e cucine sul posto, spettacoli per grandi e piccini, area giochi senza limiti di tempo, laboratori creativi e trucca bimbi per i grandi pure, pomeriggio e notte bianca di sabato, festa nel borgo, eventi di giorno e di sera, 13-14 giugno, Parco di André, in tutte le vie e le piazze del centro, a Cassinetta di Lugagnano, Milano, uno dei borghi più belli d'Italia. E fateci un giro, poi mi dite se non merita questa cosa l'attenzione
di chi vive magari a poche decine di chilometri e non c'è mai stato. Questo magna magna è riservato soprattutto a quelli che non hanno voglia di muoversi. Sì, sto parlando proprio di voi ascoltatori, con il culo sempre sul divano, sulla poltrona. Chi non ha voglia di muoversi andando lontano, vi faccio provare emozioni anche stando sotto casa vostra, ad esempio a Gallarate, guarda caso il paese di fianco al mio, Cassano Magnago, c'è la Carbonara Festival. Insomma, questo venerdì fino a questa domenica presso il parco Enzo Tortora di Gallarate in provincia di Varese, con ingresso libero, stornelli romani e musica italiana live dalle 20 alle 22:30 di sabato, domenica dalle 12:30 alle 15 DJ set, ma si parte già venerdì 8 maggio dalle 11:30 del mattino fino alle 11:30 di sera. Cosa potrete mangiare alla Carbonara Festival di Gallarate? La pasta alla carbonara, cacio e pepe, amatriciana, carciofo, il carciofo alla giudeica, giudia, fiore di zucca, suppli amatriciana, suppli cacio e pepe, suppli carbonara, le gricette, il filetto di baccalà, la coda alla vaccinara, le polpette al sugo, l'abbacchio scottadito, ragazzi miei, trippa alla romana, fagioli con le cotiche, pollo alla cacciatora, la porchetta da riccia. Ragazzi, potrei andare avanti fino a domani mattina, mi fermo, ma capite che se siete in zona Gallarate e non avete voglia di arrivare fino nel Lazio, la Carbonara Festival da questo venerdì fino a questa domenica, assolutamente un'occasione interessante. Andiamo a Robbiate. Qui siamo in provincia di Lecco, ma nella splendida Brianza. La Proloco di Robbiate invita artigiani e floricoltori a partecipare a una giornata speciale immersa nella natura. Domenica 14 giugno, Villa Concordia, Robbiate, dalle 10 alle 23. Nel meraviglioso parco di Villa Concordia c'è una giornata dedicata alla natura, alla creatività, al benessere, con mercatino di artigiani e floricoltori, laboratori di yoga, attività con apicoltori, laboratori farfalle con l'asilo Elena, esposizioni artistiche, conferenze, musica dal vivo dalle 17 alle 22, DJ set serale, colazioni, pranzo, aperitivo e cena per tutta la giornata. Se siete floricoltori o vivaisti, artigiani, creativi legati alla natura, artisti e produttori naturali, fatevi avanti perché stanno cercando stand dalle 10 alle 23. Robbiate, Lecco, anche qui scommetto che non ci siete passati molti. Villa Concordia, domenica 14 giugno. Ragazzi, questo è oro colato che Sammy Varin vi sta raccontando. Andiamo a Vedano Olona. Questo sabato 9 maggio, in occasione dell'apertura della Fiera di San Pancrazio, siamo in provincia di Varese, il Corpo Filarmonico Amilcare Ponchielli è lieto di invitarvi al tradizionale concerto di primavera. Un appuntamento speciale che quest'anno celebra i 190 anni dalla fondazione della nostra filarmonica. Presso il centro sportivo Mario Porta a Vedano Olona, in provincia di Varese, vi aspettiamo per condividere insieme una serata speciale tra musica, storia e tradizione con il concerto di primavera, sabato 9 maggio, ore 21, da non perdere per pensare ad altro, rispetto alle cose che siamo abituati a leggere, ad ascoltare ogni giorno. Fiera di maggio, dove siamo? Oh signore, mi sto perdendo, ragazzi miei. Dicomano, provincia di Firenze. Questo weekend, dall'8 al 10 maggio, 3 giorni ricchi di tradizione, esperienze culinarie, terra buona, musica e spettacoli. Agricoltura, fattoria didattica, laboratori per grandi e piccini, spettacoli, street food, la fiera di Dicomano, fiera di maggio, 8, 9, 10 di maggio a Dicomano, in provincia di Firenze.
Gli appuntamenti da non scordare, un viaggio culinario e artigianale che non potete perdervi, signori. E questa volta siamo a Orzi Nuovi, dall'8 al 10 maggio, in piazza Vittorio Emanuele, Orzi Nuovi, provincia di Brescia. Mercati internazionali, street food dal mondo e mercatini artigianali. Capite che sotto casa a volte ci sono questi appuntamenti che ti portano in giro per il mondo, culinarie mondiali, prelibatezze da tutto il mondo, tanti stand, ognuno un viaggio attraverso le regioni europee. Che tu voglia assaggiare street food esotico o scoprire le meraviglie dell'artigianato tradizionale, c'è qualcosa per tutti. Orzi Nuovi, Brescia, 8, 9, 10 maggio, mercati internazionali. Siamo sempre in zona, signori, visto che c'è la festa della mamma alle porte questo weekend. Questo sabato 9 maggio dalle 10 alle 19 il mercatino del gioiello vintage. Dicevamo prima come sta andando di moda il passato, sembra che non se ne voglia più andare, o forse siamo noi che abbiamo voglia che ci ritorni questo passato. Rigattieri del Garda, giornata dedicata al gioiello vintage e moderno, orologi e accessori firmati, tante idee regalo per la festa della mamma. Mercatino del gioiello vintage, una giornata dedicata al vintage di lusso, con gioielli, orologi e accessori firmati ad Affi, in provincia di Verona. Splendida località sul Garda, sabato 9 maggio dalle 10 alle 19. Non è male portarci la mamma e farle scegliere un regalino. Un maggio pieno di eventi per tutti i collezionisti e gli amanti della musica da collezione. Qui parliamo dei dischi, 33 giri, 45 giri, magari ancora i 78, ma anche le cassette. Con la primavera nel pieno del suo splendore, la mostra mercato del disco continua a girare l'Italia con 4 appuntamenti imperdibili targati Ganzo, gli eventi culturali dove potrete scovare quel vinile che cercate da una vita o quel CD che non potete dimenticare. 8-9 maggio Pisa, 16 e 17 maggio Giussano, Monza Brianza, Brianza Comasca, Centro Commerciale Gran Giussano, Atiene Vicenza, 23 e 24 maggio sono tutte mostre mercato del disco presso il Centro Commerciale Tiene. A Ravenna, 30 e 31 maggio, prima edizione della mostra mercato del disco di Ravenna. Perché partecipare? Perché ci sono migliaia di dischi, CD, memorabilia di ogni genere musicale, espositori selezionati da tutta Italia, occasioni top a prezzi pop, la possibilità di far valutare i vostri dischi e parlare di musica con veri collezionisti ed esperti del settore. Ingresso sempre gratuito e orario continuato. Robe buone per noi del passato, ma anche molti giovani ragazzi si stanno avvicinando agli anni '80, ne parlavamo prima. Dal 22 al 24 maggio qui siamo a Biassono, Monza Brianza, ma anche a 2 passi da Milano, in piazza Don Ghioni. Arriva qualcosa che non si spiega, si vive. Valtellina in tour. Andare in Valtellina è bellissimo, però poi il codone che ti becchi al ritorno te lo ricordi per tanto tempo. Pizzoccheri che filano, chat che scottano, polenta selvaggina e funghi, vino valtellinese che gira nei bicchieri, ragazzi. Venerdì si parte con la musica, sabato sera area Vasco, mercatini tipici, area bimbi, tavolate amici, atmosfera vera per mangiare la Valtellina e i pizzoccheri valtellinesi, quelli veri. State segnando? 22, 23, 24 maggio siamo a Biassono, Monza Brianza. Non c'è bisogno di andare in Valtellina, ve l'ho detto. Questa puntata è dedicata soprattutto a quelli che non hanno voglia di fare tanti chilometri, come ad esempio andare a Binasco. Uno dice: ma perché mai devo andare a Binasco? Ragazzi, udite udite signori, c'è una giornata storica sabato 23 maggio a Binasco nell'Interland di Milano. Le loro grazie Beatrice e Filippo Maria Visconti dischiuderanno le porte del borgo di Binasco nel ciel di sabato. Cavalieri, prodi, nobili dame, popolo tutto, accorrete numerosi e prestate onore a sì lieto evento, il Medioevo
a Binasco. Sabato 23 maggio, giornata storica tra le 10 e le 21, arcieri, armigeri, falconieri, danze, intrattenimenti, sbandieratori, giochi, banchi degli antichi mestieri, stand gastronomico con griglia, alle 18:30 gli scacchi viventi, alle 21 corteo medioevale. Ditemi se non vi sto raccontando roba buona. Sabato 23 maggio siamo a Binasco, a 2 passi da Milano. Andiamo ad Angera e se viene un po' di bel tempo, domenica 10 maggio dalle 8 alle 19, un mercato di qualità ad Angera in provincia di Varese con gli ambulanti del Lago Maggiore. A Inveruno, anche questa è una località che uno dice perché devo andare a Inveruno? Perché c'è Terremare Wine Fest, 16-17 maggio, l'altro weekend, Cortile del Torchio, ingresso gratuito, signori, degustazione però a pagamento, vorrei vedere. Dopo il successo delle scorse edizioni torna con un secondo appuntamento con la collaborazione del comune in occasione di Tutto Natura, Terremare Wine Fest, un'opportunità unica per degustare le specialità enologiche tipiche delle regioni italiane in una location esclusiva. Cortile del Torchio, Inveruno, Milano, sabato 16 maggio dalle ore 17, domenica 17 maggio dalle ore 11, ingresso gratuito. E poi naturalmente le degustazioni, fammi vedere quanto costano. Kit Terra, 3 ticket degustazioni, 12 euro. Kit Mare, 4 ticket, euro 15. Kit Wine Fest, 5 ticket degustazione più bottiglia in omaggio, 20 euro. Decidete voi che cosa fare, ragazzi. 16-17 maggio, Inveruno, Milano. Questi appuntamenti poi li trovate tutti su internet, non è che me li sto inventando, perché molti pensano ma quello scherza sempre. Aspettando naturalmente Mantova. Aspettando naturalmente Mantova è un mercatino dell'artigianato e del naturale con una speciale festa della mamma. Domenica 10 maggio, questa domenica, la festa della mamma dalle 9 alle 17 presso Parco Te in Viale Te a Mantova. Per ingannare l'attesa dell'edizione 2026 di Naturalmente Mantova, Arci qua organizza la prima edizione di Aspettando Naturalmente Mantova, mercatino dell'artigianato dei prodotti naturali con prodotti fatti da te e naturalmente chi vuole fare lo stand lo può fare, ma fatevi avanti. Domenica 10 maggio dalle 9 alle 17, speciale festa della mamma, Parco Te in quelle di Mantova. Sto per andarmene, ma non me ne vado prima di ricordarvi che si beve anche a Gorla Maggiore in provincia di Varese questo weekend. Via Sabotino, area 7, cantine in festa, dal produttore al tuo calice, ingresso gratuito. Con ingresso gratuito potrai assaggiare distillati e specialità gastronomiche. E che cavolo, uno magna pure. 20 aziende vinicole presenti, kit degustazioni illimitate di tutti i vini, solo 5 euro in prevendita, ragazzi miei, 10 euro il giorno dell'evento, però calice, pettorina, sappiamo come funzionano queste cose. Se siete in zona Varese, Gorla Maggiore Varese, questo weekend 9-10 maggio, cantine in festa, l'ultima, poi me ne vado, va bene, me ne vado. Siamo a Carpiano. A Carpiano la fantasia non ha limiti. Torna Brica Carpiano, mattoncini in mostra, un intero weekend dedicato alla creatività, al gioco e alla scoperta del magico mondo del Lego. E chi non ha giocato con Lego? Qualcuno ci gioca ancora. L'ingresso è libero e gratuito. Cosa troverete al Centro Civico 10 di Carpiano? Esposizione di opere originali spettacolari, laboratori creativi area duplo per i più piccoli, concorso piccoli costruttori dai 5 a 15 anni, grande sottoscrizione a premi, puoi vincere fantastici set Lego. Dove? Al Centro Civico 10 di via San Martino 4 a Carpiano, Interla Milanese. Quando? Sabato 9, domenica 10 maggio, dalle 10:30 alle 12:30, dalle 14 alle 18. Signori, c'è da divertirsi anche questo weekend in È tutto un magna e Sammy Varin non può che ringraziarvi del gentile ascolto, ringraziare Francesco in regia e darvi appuntamento. È una minaccia
A domattina alle 7:30.